All'inizio devo ammettere che ero spaventata e non volevo intraprendere questo percorso, ma il fatto di avere gli amici vicino mi ha aiutato a tranquillizzarmi in poco tempo, ma sono riuscita a calmarmi anche grazie alle maestre che mi hanno aiutato e che vi aiuteranno sempre se ne avete bisogno. In questi anni scoprirete che la maestra non è solo una persona che ti insegna cose, ma è anche quella persona che se ti fai male si preoccupa, se sei triste lo nota subito e ti chiede che cosa c'è che non va. Se hai bisogno di supporto è sempre a disposizione per accoglierti ed è anche quella persona che se glielo chiedi è sempre pronta a darti un abbraccio e sì, è anche quella persona che ti aiuta a calmarti quando ti manca la mamma e questa cosa si sa che capita molto spesso, soprattutto nel primo anno di scuola. In questi 5 anni scoprirete tante cose, sia nello studio ma soprattutto in una materia importantissima che si chiama vita. In questi 5 anni scoprirete che ci sono delle persone che diventeranno come una seconda casa, un posto dove nascondervi, dove giocare, dove piangere e dove ridere. Le maestre che avete vi tratteranno come dei figli e ci saranno sempre nel momento del bisogno. Per loro non sei uno studente a caso, sei quello studente che ha quello che ha quei pregi e quei difetti, che è più bravo in matematica piuttosto che in scienze, che si chiama con quel nome, non con un nome qualunque o che si chiama alunno. Gaia. Ciao, sono Marica. In questi 5 anni di scuola sono stata davvero felice. La scuola è un posto dove si impara, ci si diverte, è un posto dove la tua mente si libera e si sprigiona. Mi ricordo che il primo giorno di scuola le maestre mi hanno accolto insieme ai miei compagni. C'erano anche mia mamma e mio papà che mi hanno fatto tante foto per ricordare quel momento. Adesso, quando le guardo, vorrei ritornare in prima, perché il prossimo anno non vedrò più le mie adorate maestre. Ogni maestra ha un carattere molto diverso, ma ognuna di loro mi ha lasciato nel cuore dei momenti indimenticabili. Spero che anche a voi piaccia la scuola. Il primo giorno, quando ho visto la vera e propria scuola, ho pensato che fosse solo un grande edificio pieno di istruzione. Poi invece ho scoperto che la scuola è la cosa più bella che ti possa capitare, perché non è solo un luogo dove si impara, ma anche un posto dove si trovano nuovi amici e insegnanti che ti accolgono. Adesso ho finito i 5 anni. Sono un po' triste perché ho vissuto un'esperienza fantastica. Questa tappa è stata raggiunta, ma il mio viaggio continuerà. Comunque la mia primaria la ricorderò e la terrò nel mio cuore, Clelia. Secondo alcuni bambini la scuola è brutta, ma non è vero, perché ti fai degli amici e le maestre sono tutte molto gentili e simpatiche. Inoltre, se avrete le maestre che ci hanno fatto strada in questi 5 anni, sarete molto fortunati, perché oltre ad essere simpatiche e gentili, sono molto pazienti e si sa che la pazienza è una bellissima qualità. Quando andrete a scuola potrete trovarvi l'amorosa, come è successo a me e dal mio migliore amico. Le esperienze più esilaranti accadono sempre a ricreazione e vi assicuro che può succedere di tutto. Per quelli di voi un po' più timidi come me, a scuola imparerete a stare di più con le persone. Che dire, anche se non sembra, la scuola è fantastica e lo scoprirete l'anno prossimo. Ciao, mi chiamo Lorenzo e in questi anni ho imparato molto. Il modo di vivere in questa scuola è molto bello e le mie maestre sono bravissime. Sono anche divertenti e gentili. Chi verrà qui si troverà molto bene. Vi divertirete e con questo vorrei dire che questa scuola è la cosa più bella che ho dopo la famiglia. Lorenzo. Ciao bambini, io pensavo di raccontarvi un po' le feste che si recitano di solito in questa scuola. Si festeggia la festa degli alberi e del Natale. Le quarte, insieme alla maestra Daniela, preparano una recita a tema alberi e tutti i nuovi bambini appena nati possono partecipare e verrà consegnato a loro una pergamena col loro nome e pianteranno un albero con la data. Per Natale si terrà una recita a tema natalizio e il pubblico saranno i genitori. Jacopo.